Buongiorno, bentornati con l'informazione in diretta con il nostro approfondimento del TG. A voi la linea, contributi e dirette dal territorio. Dopo le prime sospensioni in regione del personale sanitario non vaccinato, i sindacati lanciano l'allarme sul rischio che i servizi non possano essere più offerti in modo adeguato. La CGIL di Pordenone rispetta i provvedimenti ma chiede assunzioni straordinarie per sostituire i ribelli. Servizi territoriali e case di riposo potrebbero andare in forte difficoltà per mancanza di personale. Sentiamo. Pierluigi Benvenuto, responsabile della sanità della CGIL di Pordenone, a fronte delle sospensioni che riguardano circa 177 persone individuate dal Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale, insomma parliamo dei sanitari Novax, quelli che non hanno adempiuto all'obbligo della vaccinazione, che da oggi si trovano sospesi. Ecco, la posizione del sindacato rispetto a quanto sta accadendo? La posizione del sindacato è quella che per forza di cose c'è una legge che va rispettata e si sapeva purtroppo, o per fortuna non lo so, le ricadute di questa stessa legge. Siamo arrivati al dunque, la cosa che è da capire di questi 177 operatori della provincia di Pordenone è quanti lavorano nelle strutture pordenonesi, perché possono essere sia quella pubblica ma anche le private, case di riposo e quant'altro, e quanti di questi lavorano in strutture fuori provincia e quanti potrebbero anche essere il caso degli infermieri che sono operatori in pensione che stanno facendo le prestazioni alla vaccinazione, quindi sarebbe da capire effettivamente qual è il fenomeno di questi 177. 46 infermieri, una decina di medici, il resto sono operatori sociosanitari. Che ricaduta però avrà questa sospensione sui servizi del territorio? Ecco, questa è la nostra preoccupazione di fondo. Primo capire quanti sono e soprattutto come si potrà affrontare queste sospensioni di questi operatori, come si potranno affrontare i servizi, perché voglio ricordare che già la situazione dell'organico in ASFO è precaria ed è critica. Con questi ulteriori dipendenti che verranno sospesi sarà ancora più critica, in un periodo che è quello delle ferie estive che ancora di più mette in difficoltà i servizi. Oggi vorremmo capire, ma con urgenza anche, quali sono, dove lavorano queste persone e come pensa di affrontare questa situazione, perché già l'assistenza, dicevo prima, è critica. Con un numero di persone che verranno sospese sarà ancora più critica. Mi verrebbe da dire che bisognerebbe fare delle assunzioni straordinarie per poter coprire questi buchi che verranno a crearsi, ma siamo già in una situazione dove nemmeno quelle ordinarie si stanno facendo. Quindi ASFO deve come dire, mettere in campo una volta in più quello che non ha fatto in questi mesi, in questo ultimo anno e mezzo, mettere in campo forze nuove, fresche di lavoratori per coprire la carenza cronica e anche andare a coprire queste carenze che verranno a mancare. Di certo voi non giustificate questi sanitari Novax, vi hanno contattato il sindacato in qualche modo per una tutela? Qualcuno ci ha contattato, ci ha chiesto anche se noi mettevamo a disposizione una tutela legale. Per quanto riguarda la mia organizzazione non abbiamo a disposizione legali per la tutela delle persone che si rendono, come dire, che per scelta non vogliono vaccinarsi. Come persona io rispetto le scelte che devono essere consapevoli di una ricaduta che prevede la legge è una legge dello Stato, io sono abituato che le leggi vanno rispettate, possono essere piacevoli o non piacevoli ma vanno rispettate, quindi questo lo si sapeva fin dall'inizio, adesso è arrivato il momento dell'applicazione di questa legge. Molti di questi operatori sociosanitari lavorano anche nelle case di riposo, già lì il personale è contatto, che cosa può succedere adesso in queste strutture? Queste strutture saranno probabilmente ancora di più messe in ginocchio, perché abbiamo veramente, già sono tirati, già ci sono grossi problemi di organico anche lì e quindi se questi verranno sospesi veramente sarà difficile fare i turni di lavoro con il personale e garantire nello stesso tempo l'adeguato riposo delle persone e l'adeguata assistenza agli ospiti delle case di riposo o ai pazienti che possono essere nelle strutture intermedie, le RSA, oppure quelle territoriali e soprattutto quelle ospedaliere.
E ci giunge in questo momento una notizia che arriva da Palazzolo dello Stella, dove una corriera pare di linea sia stata bloccata per la presenza all'interno di un passeggero positivo al Covid-19. Ulteriori informazioni nelle prossime nostre edizioni dei telegiornali. E 10.000 visitatori a stagione, 8.000 reperti raccolti in loco. In esposizione sono i numeri del museo La Zona Carnia nella Grande Guerra a Timao, Paluzza. La visita del Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin è stata occasione per ricordare come l'esposizione, che conta sulla disponibilità di tanti volontari, ha il merito di tramandare di generazione in generazione la memoria collettiva di questi eventi strettamente legati all'identità del territorio. Vediamo. Un prezioso messaggio da tramandare alle nuove generazioni affinché attraverso la storia di questi territori e di queste genti possano guardare a quanto è successo durante la Prima Guerra Mondiale per vivere un futuro di pace in un'Europa che sia davvero l'Europa delle regioni e delle comunità. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin nel corso della visita al museo La Zona Carnia nella Grande Guerra a Timau, in comune di Paluzza. Dopo l'ascesa sul Cellon che ho fatto alcuni giorni fa, oggi sono venuto a visitare con grande attenzione e anche grande commozione il Museo della Grande Guerra qui a Timau, dove c'è un amore per la storia di queste comunità che sono state tragicamente colpite durante la Prima Guerra Mondiale, ma che si sono tramandate di generazione in generazione come tutela di una memoria che rappresenta profondamente l'identità di queste terre. E questo per intuizione di Lindo Unfer, che in qualche modo ha voluto donare la sua collezione come primo germoglio di questo grande museo e poi dell'associazione che lo sta curando. E credo che per la regione, per una regione Venezia Giulia che è attenta alle cose grandi ma che deve difendere poi le cose piccole, l'identità locale, sia fondamentale in qualche modo ringraziare i volontari e coloro che hanno avuto questa intuizione e l'amore di tutela di questo museo. Ma d'altra parte anche trovare dei meccanismi di sostegno, perché si unisce la tradizione e la memoria con la volontà e la passione e la dedizione di persone e associazioni private. Credo che sia un bel messaggio da tramandare alle nuove generazioni, proprio perché attraverso la storia di questi territori possano guardare a quello che è successo durante la Prima Guerra Mondiale per vivere un futuro di pace, magari in un'Europa che sia l'Europa delle regioni e delle comunità. Ma sì, è stato importante per noi avere qui ospite oggi il Presidente del Consiglio regionale Zanin, perché appunto questo è un museo che ricorda la storia di Paluzza, di queste montagne, di queste comunità, ma che va ben oltre, perché queste sono le vicende che hanno riguardato l'intera comunità carnica, l'intera comunità regionale, oltre che del nostro paese. E quindi è davvero importante per noi avere oggi qui il Presidente, proprio perché significa il riconoscimento, insomma, di un luogo che è appunto memoria collettiva, memoria di tutti, di quelle vicende che hanno segnato e formato non soltanto le persone, i familiari di chi ha combattuto, di chi porta i ricordi, ma hanno formato lo spirito di un'intera popolazione, che è quella della popolazione regionale, la popolazione italiana. Quindi è questo insomma un po' quello che per noi rappresenta questo luogo e che vogliamo insomma che rappresenti anche per chi in questo luogo ci viene per visitare, per ricordare le vicende della Prima Guerra Mondiale. Dopo l'esperienza delle prime mostre estive, il museo è diventato tale dal 1993, raccogliendo e ampliando i reperti nell'ex asilo comunale del paese, diventato poi sede museale. Siamo passati negli anni da 5 sale del piano terreno a 10 sale, con lo sviluppo al piano superiore, 10 sale. Con 10 sale noi abbiamo un'affluenza di visitatori di circa, nel periodo pre-Covid, che va da aprile al mese di settembre, di circa 10.000 visitatori a stagione, diciamo, più i visitatori del museo all'aperto. Il museo raccoglie in tutto 8.000 reperti, tutti reperiti in loco, diciamo, sulle trincee sovrastanti e doni di alcuni appassionati di armi, tra cui il compianto Cavaliere Unfer, fondatore del museo.
Io sono al terzo mandato come presidente dell'Associazione Amici delle Alpi Carniche, che gestisce questo museo, che è privato, gestito unicamente da personale volontario. Quello che mi muove è naturalmente una passione che ho sposato anch'io, sposato tra virgolette naturalmente, perché sono venuta a vivere qui. Chi viene a vivere qui come me e chi è di qui non può non respirare il fatto che qui si è combattuta una guerra. È imprescindibile quello che è capitato qui dal nostro impegno museale quotidiano, perché anche se siamo aperti da maggio a ottobre a livello stagionale, l'impegno è veramente grosso e difficile anche da trasmettere alle nuove generazioni, perché noi siamo ormai diciamo di mezza età e cerchiamo di coinvolgere i più giovani del posto, ma la passione e la responsabilità anche morale di una realtà come questa, sempre in continua crescita, è difficile da trasmettere. E dopo questo interessante viaggio a Timau termina la prima parte di A voi la linea, ma rimanete con noi perché dopo la pubblicità abbiamo la nostra rubrica Pronto chi parte, dedicata ai viaggi. Un buon pomeriggio.